Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta, buon venerdì a tutti quanti e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. Ecco, dopo il primo giorno di primavera arriviamo noi con questo argomento abbastanza, forse anche pesante, però bisogna affrontarlo. Parliamo della mafia e ci chiediamo ma perché ha invaso il nord-est? Perché noi non ce ne siamo accorti, noi pensiamo forse che non ci sia, perché non è così palese. Ne discutiamo oggi con, ho il piacere di avere in studio Luciano Tirindelli, buongiorno, della Scorta di Falcone. Buongiorno, buongiorno. Io ci tengo molto perché ogni volta che ho l'opportunità di averla mi emoziona perché lei è stato l'uomo che stava con Falcone, lo ha difeso, gli faceva la scorta. Io la ringrazio, ma la prego di darmi del tu perché sono troppo in titolo, imbarazzo. E ricordiamo, oltre che essere della Scorta di Falcone, lei è anche presidente. Sì, dell'associazione Quarto Sabona 15, che era il nome in codice della Scorta Falcone, e un'associazione, ovviamente una onlus, e, ovviamente insieme con me ci sono i rimanenti della Scorta Falcone, tra cui anche due capiscorta che sono tutt'oggi vivi, San Marco e Vellutini Francesco. Che poi anche lì il caso mi sì. ha lasciato così. Sì, ho tempo? No, adesso presento gli altri perché sennò poi ecco. Poi ho il piacere di avere in studio con noi Marco Galtarossa, segretario organizzativo della CGIL di Padova, benvenuto. Buongiorno, grazie. E il piacere di avere in studio con noi Mirko Pesaventi, segretario del SAP di Padova, ricordiamo sindacato autonomo di polizia. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti i telespettatori. Ben presentato e poi io devo dire, dopo vi farò vedere, mi ha regalato un'agendina con scritto I love polizia e di questi tempi insomma bisogna tenerla anche stretta. Allora, la situazione è molto molto complicata perché poi qui in Veneto, in Friuli Venezia Giulia e nelle regioni del nord Italia la gente stenta forse a credere che ci sia la mafia. Quando vengono intervistati anche dalle associazioni come Libera, forse 1 su 5 si rende conto di un problema, per gli altri il problema non sussiste. Allora io vengo dal segretario della CGIL, Marco Galtarossa, perché ieri lei era a questa manifestazione che c'è stata a Padova dove c'erano 50.000 persone e queste 50.000 persone vedevano tutte chiaramente che c'era la mafia, questi cartelli e Libra. Perché non ci accorgiamo che c'è? Allora, la mafia c'è e non ci sono solo infiltrazioni mafiose perché ormai stiamo registrando queste nuove indagini, questi nuovi arresti, che c'è un sistema mafioso che ormai si è radicato nel nostro territorio. Ieri la manifestazione ha dimostrato come il tema, soprattutto tra i più giovani, sia un tema toccato fortunatamente nelle scuole, quindi che sensibilizza quella fascia d'età e quindi quella parte di società civile. Purtroppo abbiamo invece un'altra parte che non si rende conto che invece la mafia è presente, molto probabilmente perché non è una mafia violenta come siamo abituati a conoscerla, ma vorrei sottolineare che qui nel Veneto la mafia è presente da molti anni. Non veniva chiamata mafia ma aveva lo stesso, diciamo così, modalità di azione, la Mala del Brenta negli anni 70 di Felice Maniero, e quando lui è stato arrestato nel 95, guarda caso poi dopo 2 o 3 anni hanno iniziato ad arrivare esattamente la sostituzione di famiglie mafiose dell''ndrangheta e quant'altro che prima non erano presenti perché c'era lui che copriva questo territorio e quindi non gli era permesso di entrare. Quindi la mafia è purtroppo un elemento presente e radicato nel nostro territorio. Quindi finché ha tenuto botta, diciamo, Felicetto Maniero, il boss della Mala del Brenta, insomma c'era una mafia locale, era lui il rappresentante anche forse di se stesso, della sua organizzazione. Esattamente. Poi dopo invece sono arrivati, è arrivato appunto il sistema mafioso che appunto noi non abbiamo visto, ma è entrato nel sistema appunto dell'alimentazione, come nel circuito della prostituzione, nella falsificazione, nello sfruttamento, insomma è ovunque, è radicata. E allora vengo al nostro Mirko Pesavento. Allora, la manifestazione l'abbiamo vista e voi lavorate anche tanto e ieri c'era una grande, Don Ciotti ribadiva quanto la DIA debba essere un po' presente, un po' più presente a Padova, ma lo ribadiva con forza. Adesso prendo la telefonata. Allora, questo è molto interessante, questa frase. Il Veneto non è una terra di mafia, ma è una terra che interessa la mafia. È un punto di vista diverso. Prendo la telefonata e poi sentiamo Mirko Pesavento. Pronto, buongiorno, buon venerdì. Buongiorno Daniela, buon venerdì. Non sento, allora non ho l'audio dalla... Buongiorno. Mi serve che qualcuno mi alzi l'audio, non sentiamo la telefonata. Ma non c'è audio in studio, lo dico perché non sentiamo. Senti adesso? Vediamo se riusciamo a prenderla.
Pronto? Più alto perché non sentiamo, vero? Un attimo. Eccoci, dica. Pronto? Non sentiamo nulla. Ecco, bene. Ecco. No, penso che... Pronto? Sì? Noi non abbiamo l'audio in studio. Allora, dicevamo, Mirko Pesavento, sento che frase importante, non è forse una terra di mafia, però poi ci dice invece il segreto organizzativo lo è diventato, ma è una terra che fa gola alle mafie, no? Con smaltimento di rifiuti, mercati ortofrutticoli, la grande distribuzione. Voi ci lavorate tanto? C'è così tanto bisogno che la DIA si radichi sempre di più nel nostro territorio? O arrivi veramente bene? Io prima di tutto da poliziotto ci tengo a dire che la mala del Brenta è stata sconfitta, per cui l'azione della polizia giudiziaria, delle forze dell'ordine in Veneto è funzionato, per cui quel capitolo veramente oscuro della mala del Brenta e tutto quello che è stato annesso è stato sconfitto. Significa lo Stato c'era, c'è ed è presente anche oggi. Le infiltrazioni mafiose non è che le scopriamo oggi perché Don Ciotti fa dei riferimenti che sono più forse di carattere politico, a me questo non interessa, questo lo lascio ai politici. Io faccio dei ragionamenti che sono su dei dati oggettivi. La polizia giudiziaria inizia a indagare già nel 2012-2013, finanche gli arresti eccellenti del mese scorso a Venezia, le procure lavorano, lo Stato è presente. Una cosa che mi sento di dire è: lo Stato può essere più presente nella misura in cui la polizia giudiziaria ha gli strumenti per essere più presente, perché noi non ci dobbiamo dimenticare che non è una equazione sempre vera quella che se c'è più polizia c'è più controllo, c'è meno criminalità. Non è proprio così. La polizia deve essere messa in condizione di poter eseguire bene le proprie attività. Io mi riferisco ai tagli lineari fatti almeno nelle ultime 3-4 finanziarie che hanno visto il Ministero dell'Interno avere dei tagli pazzeschi. Ma adesso mi hanno promesso che assumono. Adesso abbiamo dei segnali, perché con questo esecutivo abbiamo avuto finalmente un turnover che andava a pareggiare quelle che erano i pensionamenti. Però non dimentichiamo che negli ultimi 5 anni la Polizia di Stato passa da 116.000 unità, oggi siamo circa 96-97.000. Per cui la prima riflessione che mi sento di fare da poliziotto, da sindacalista, ma anche da cittadino è: lo Stato deve capire che non siamo spesa pubblica, ma è un investimento per la sicurezza dei cittadini. Quando si parla del pubblico impiego ti vengono in mente gli uffici, ma ci sono gli insegnanti, ci sono i vigili del fuoco, c'è la polizia. Allora io prendo la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, prego, buongiorno. Buongiorno Franco, Paolo, saluto lei e i suoi ospiti. Prego. Ecco, io volevo dire una cosa. Io mesi fa sono stato ospite a un convegno a Montevarchi, in Toscana, dove c'era la presentazione di un libro che si chiamava La mafioneria, uno Stato perfetto. E quello che mi è rimasto impresso è che c'era un ispettore della DIA che ha detto chiaramente in pubblico che la mafia in Italia non esiste più, ma esiste la mafioneria, cioè l'unione fra la mafia e la massoneria. Questo è la nuova potenza che c'è, perché la massoneria, come sappiamo, è dentro su posti di potere economici, eccetera, eccetera. Quindi è quello che sta succedendo. C'è stato un cambio di versione e questo sono rimasto veramente anch'io stupito alla presentazione di questo libro. Sono cose abbastanza pesanti. La mafioneria, ripeto, dirle che è stato detto anche in pubblico. Quindi, sinceramente, se vediamo poi come funziona in questo momento lo Stato, eccetera, c'è anche da pensare che la mafioneria è uno Stato perfetto, come il titolo del libro. Va bene, la ringrazio anche per questo spunto, signor Franco. Allora, 049 49 06 054, diteci la vostra opinione, la vostra impressione.
come secondo voi la mafia è arrivata nel nord-est, in tutto il nord, e avete questa percezione di un sistema mafioso che esiste da noi? Allora ce lo stiamo chiedendo. No, non è che la mafia non esiste, vero Pesavento? Esiste come? Se poi c'è anche la massoneria, vabbè. Che lotta difficile, no? Davide e Golia. Vado dal nostro carissimo Luciano Tirindelli. Io voglio ricordare Scorta Falcone, che onore, che privilegio, un uomo che ha istituito la DIA, no? Sì, ricordiamo, ricordiamo negli anni, primissimi anni 90. È uno degli strumenti che ci ha lasciato in memoria Giovanni Falcone, insieme al sequestro dei beni, al 41 bis, a tanti strumenti che oggi ci servono. Io posso solo dire questo, non conosco questo ispettore della DIA, ma posso dire che Cosa Nostra oggi è a casa nostra, e per casa nostra intendo in tutto il Veneto, ma non pensiamo solo al Veneto, non limitiamoci a questo, perché posso garantire che la mafia si è estesa, ha raggiunto la Germania, ha raggiunto addirittura la Norvegia, i paesi nordici, quindi non abbiamo la sensazione, quando andiamo in giro, dove c'è scritto un negozio, qui ci siamo noi, siamo i mafiosi. Perché non è quella mafia dei film che siamo abituati a vedere, quella mafia, lo dico sempre, Il Padrino, magari la mafia del il Sole Movie, cioè è solo un film. La mafia si radica soprattutto negli interessi economici che sono nascosti, sono sottoterra, viaggiano sempre molto ma molto celati. Ma come abbiamo la sensazione oggi, leggo dai vari giornali, la mafia c'è, purtroppo c'è. Che oltre a Tirindelli alla nostra, c'è quella cinese, quella nigeriana, colombiana, abbiamo di tutto e di più, da non confondere, sono diverse, non confondiamo comunque la mafia siciliana, l''ndrangheta, al tipo di mafia che si sta sviluppando adesso in Veneto, certo, sono delle mafie molto diverse, quindi c'è un attimo da capire che tipo di mafia stiamo subendo qui in Veneto. Tornando a noi, secondo lei che mafia c'è in Veneto? Ma da quello che io percepisco siamo a delle infiltrazioni più che una mafia. Siamo infiltrazioni nel campo della politica, con spostamento e compravento di voti, siamo nel campo dell'edilizia, delle autostrade, dei rifiuti e via dicendo. Il sistema Ericlea, poi l'altro giorno a Vicenza, quella Scariola. Allora, devo prendere la telefonata? Sì. Allora, faccio la pubblicità adesso, poi prendiamo la telefonata e poi torniamo con Luciano Tirindelli. Torniamo dopo, 049 4906 054. Un ragazzo un po' robusto. Eccoci qui, siamo entrati con la diretta 049 4906 054. Allora, come dico sempre, gli omini che sono nell'orecchio, i cari colleghi della regia, mi dicono c'è la telefonata, ci sia la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Però signora, io le devo chiedere una cortesia, deve abbassare il volume del televisore. L'ho abbassato, va bene così? Brava signora, ci dica tutto. Allora, intanto buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. Io volevo fare una piccola parentesi di retrostoria per quanto riguarda la mafia e quant'altro. Succedeva nei decenni passati che i meridionali si spostavano nel grande triangolo Milano-Torino-Genova per lavorare nelle fabbriche, erano semplici operai, mentre nel Veneto da sempre abbiamo visto che i meridionali o i centro-meridionali, e non mi dite di no perché è vero, che si spostavano in Veneto in ampia parte, non tutti, ma in ampia parte erano carabinieri, pubblici uffici e quant'altro, e mi sono chiesta sempre come mai nel nord-ovest erano operai e nel nord-est erano appunto pubblico impiego e carabinieri. Nel contempo in Veneto arrivavano pure una masnada, ma una masnada nel vero senso della parola, di cosiddetti collaboratori di giustizia e quant'altro, con le loro famiglie a seguito, e mi si dice siano arrivati a centinaia se non a migliaia, e hanno messo sulle radici, signori, e questi signori, non tutti, ma in parte venivano già da una cultura mafiosa nei loro paesi. Era impossibile che non attecchisse da qualche parte. Lei dice che l'origine, tra virgolette, del male è quella?
saremo anche dei Gran Mona, ma qualcuno di marcio ce l'abbiamo pure nel nostro seno veneto. E allora chiedo e domando a loro signori, siccome il Veneto ormai è finito, nel senso che non si può più costruire, siamo in troppi, vedi, cambiamenti climatici e quant'altro, allora, come andrà a finire tutto questo marciume? Grazie. Grazie, allora molto critica la signora che ha chiamato 049 49 06 054, poi rispondiamo. Luciano Tirindelli, ma è vero che lei, uomo del sud, secondo lei questa signora che la vede proprio così, credo, non dove si un andava a lavorare, però anche tanti veneti sono andati alla Fiat negli anni, però sì, un po' catastrofica un po' la signora, però dice che, credo... che noi qui con gli uffici sono venuti su le famiglie, i pentiti e tutto, sì, e da lì questo è vero, questo è assolutamente vero. Ha vero. avuto anche il figlio di Rina, mi sembra, sì, no? Questa è una storia veramente vergognosa e triste, che non so come l'amministrazione comunale o comunque di Padova abbia consentito di poter far transitare e sostare a lungo questo personaggio che si permetteva addirittura di vendere libri, di ubriacarsi, di consumare cocaina, di non fare nulla durante il giorno. Però questa è la storia triste, chiudiamo la pagina qui. Allora. Ma io credo che, per esempio, cosa le diceva Falcone? Perché magari qualche volta vi parlavate, no? Certo. Cosa le diceva quando parlavate della mafia, di quel sistema, in una terra, voglio dire, pesante? Allora, io posso garantire che Giovanni Falcone di istruttoria, comunque di mafia, con i suoi uomini della scorta non ne parlasse, contrariamente a qualche personaggio che dice che Giovanni Falcone gli raccontava le sue cose pure fandonie. Il rapporto tra gli uomini della scorta e Giovanni Falcone è puramente professionale e lì si fermava Giovanni Falcone. Sicuramente quando usciva dal suo ufficio il suo unico pensiero era passare da casa, prendere sulla signora Francesca e andare a cena con Paolo Borsellino, comunque passare una serata in relax. Staccare. Quindi assolutamente non è vero che lui parlasse con gli uomini della scorta di mafia o di indagini che lui Ma stava... quando si parlava in generale, vabbè, si percepiva che era un momento difficile, parlavate ma anche di qualche altra cosa? Sì, certo, ma i miei anni con Giovanni Falcone, noi stiamo parlando dall'89, dall'88 fino al 23 maggio del 9, posso dirti che era un periodo in cui Giovanni soffriva molto, infatti era poi anche il periodo in cui è andato anche alla corte del Ministero di Grazia e Giustizia, per cui soffriva molto questa Palermo che lo criticava, gli dava anche del personaggio pubblico, no? Cioè come colui che si voleva mettere in mostra e quindi per punizione lo mandavano a Roma. Diciamoci le cose come sono. Ma anche per invidia, anche per invidia dei suoi stessi colleghi. Un uomo intelligente che mette sulla via. Allora devo prendere la telefonata e poi torniamo. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno signora, ci dica tutto. Buongiorno dottoressa, sono Nadia e parlo da Padova. Prego. Posso scostarmi e dire qualcosa di altre cose che state dicendo? Se no chiudo. Ma noi stiamo parlando ci stiamo chiedendo perché c'è questa mafia, il sistema mafioso al nord-est, come è arrivato, se ce ne accorgiamo. È questo? Ma certo che ce ne accorgiamo. Siamo spaventati da quello che sta succedendo. Però io vorrei parlare d'altro, se lei mi permette, e se no chiudo e la ringrazio. No, guardi, allora, io non so di cosa voglia parlare, però oggi siamo concentrati su questo perché dopo la manifestazione di ieri ci sentiamo proprio, insomma, presi ancora. Noi, specialmente anziani, che siamo vissuti dopo la guerra con tanta fame, vorrei sapere cosa ci dicono di non aver tutelato il territorio per questa invasione, per queste regole che non vengono rispettate, non si accorgono, ma allora noi, tutto il sacrificio che abbiamo fatto per tirare sull'Italia, sarebbero questi i risultati? Allora mi chiedo, noi persone che abbiamo sposato militare e che non dovevamo essere comunisti e 7 generazioni di fedina penale pulita, cosa ci dicono di questo martirio
ciume che stiamo Allora, vedendo. signora, le faccio dare la risposta, no? Allora, mi fa sorridere che la signora dice non dovevamo essere, voglio dire, di questo partito piuttosto dell'altro, e 7 generazioni fedina penale pulita, proprio come l'autista del pullman. Vabbè, ma questa è una polemica che, vabbè, lasciamo correre. Quella del pullman. Allora, signora, io la ringrazio davvero molto. 049 49 06 054, capisce quanto critici sono, Marco Galtarossa, caro segretario, i nostri telespettatori. Per una signora il problema è stato che da una parte c'è stato chi andava a lavorare al nord-ovest, alla Fiat, alle grandi aziende, al nord-est invece sono arrivati i meridionali, dice, e hanno portato uffici, eccetera, eccetera, però poi sono arrivati anche i pentiti. Ma è così? I modelli poi di sviluppo sono anche diversi, nel senso che il modello nord-est è un modello di di produzione, di produttivo, basato soprattutto sul piccolo, quindi si faceva fatica a ricercare personale, okay? Perché già qui c'era la piccola impresa, mentre il nord-ovest ha imprese di dimensioni molto più grandi. Non credo sia un fattore che è stato esportato perché abbiamo ricevuto qui i pentiti o quant'altro. Io penso che la mafia, si diceva prima, i pentiti non sono andati in Norvegia e molto probabilmente non sono neanche andati in Germania. Quindi la mafia oggi si sta spostando dove le attività produttive ci sono e dove c'è ricchezza. Il nord-est esattamente, io condivido pienamente quell'analisi lì. Ed è per questo motivo che ce l'abbiamo nel nostro territorio. Dopodiché abbiamo imprenditori che hanno il coraggio di denunciare e imprenditori che invece... diversa? Cosa dice? No. Perché noi ci sentiamo un po' più, scusi il termine, ci sentiamo un po' più fighi perché diciamo, beh, ma da noi se succede qualcosa denunciamo subito. Non è così. Beh, non è così. Chiedo. Prima parlavamo di ecomafia, no? A Vicenza, no? Che razza di cerpame c'è? A Pernumia. Pernumia. Ok, che non è un comune... della Bassa. No, ma che non è un comune ampio dove il sindaco o i cittadini non si rendono conto o non vedono se accadono certe cose, perché sono paesi piccoli dove tutti sanno tutto di tutti, ok? Eppure lì sono riusciti a riempire un capannone con tonnellate di rifiuti, ok, non trattati, e quindi voglio dire, secondo me, non essendoci la percezione dell'esistenza della mafia, ok, c'è anche meno sensibilità nel denunciare la cosa. No? Però la gente si è anche rotta, scusi, le scatole, perché se poi denuncia a tempi lunghi vai più dentro tu che hai denunciato di quello che hai visto, e poi la gente dice fatti i tuoi, perché questa società ha un coltello nella pancia, te la trovi in un secondo. Farsi i fatti suoi non credo sia questo il motivo. Ci vuole secondo me molta più sensibilità da parte, adesso lo diceva prima, come diceva prima lui, loro hanno fatto un gran lavoro perché insomma se sono stati arrestati vuol dire che è funzionato e il sistema regole funziona. Loro hanno un problema che hanno sempre meno risorse, quindi oggi secondo me l'aiuto che possiamo dare anche alle forze dell'ordine è proprio quello di avere una cittadinanza molto più attenta, attivo, cittadino di prossimità, e che denunci quando si rende conto. Basta che poi il cittadino non vada a finire nelle file di quello che poi dopo, poveretto, ogni 2 secondi in tribunale a dire ma lei cosa ha detto, cosa ha visto. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Ai suoi ospiti anche. Volevo dire anch'io che sono d'accordo con quella signora, la penultima signora che ha chiamato. 40 anni fa li mandavano qua a soggiornare per allontanarli dalla mafia, dalla Sicilia, dalla Calabria. Li mandavano qua in Alta Italia. È per quello che li si sono trovati adesso qua. Ci sono dei paesi in Lombardia, vorrei dire il nome ma non posso perché ho mia sorella che abita là e purtroppo il marito calabrese, sono tutti di loro, sono tutti calabrese e ha detto che anche là ha preso piede, anche là ha detto non parlare cosa c'è qua. Sono tutti venuti su dalla Calabria, sono tirati su. Figli, il fratello, la sorella, mogli, sono tutti radicati. Però il marito di sua sorella sarà un onesto, no? Voglio dire, mio marito e mia sorella è una persona pulita, non ha niente, però quando sentivo parlare lui adesso poverino all'Alzheimer, però cosa mi raccontava e quando andavo giù in Calabria, cosa mi raccontava ogni famiglia a una persona defunta, insomma. Però li mandavano qua 40 anni fa. Quindi sposa la teoria della signora che ha chiamato prima e che dice che il problema è quando c'è stata questa, diciamo, invasione.
ha parlato così. Allora, io la ringrazio per il suo punto di vista, davvero molto. 049 49 06 054. Noi torniamo dopo la pubblicità con Mirko Pesavento, che lo vedo già carico perché c'è qualcosa che non gli sta in tasca. Torniamo dopo, grazie. Eccoci qui, siamo tornati con la diretta 049 49 06 054. C'era dell'outing durante la pubblicità, perché allora aveva scoperto che dice: tu conosci Palermo? Dice: certo, ho fatto lì il mio periodo di 5 mesi. In teoria adesso lo faccio parlare Mirko, se mi dai soltanto un secondo. Sì. Che tra le altre cose Mirko Pesavento mi onoro di essere, ovviamente concordo in pieno le sue idee, le sue teorie. Mirko Pesavento ho il piacere di rappresentare il SAP per i colleghi in quiescenza, per cui oltre a essere presidente dell'associazione Scorta Falcone, in futuro, anzi da subito, mi occupo per i colleghi e per i problemi che hanno i colleghi, che non sono pochi, perché la gente è convinta che un poliziotto quando va in pensione basta, è morto. No, non è, almeno questo è per quanto riguarda me. Però, insomma, io poliziotto ero e poliziotto rimango, quantomeno nei miei ideali. Però lei porta avanti tutta questa cosa, no? Di raccontare la legalità. Certo, allora, poi ci torniamo. Certo. Allora, Mirko Pesavento, lei capisce che le persone che ci chiamano da casa dicono sì, fino a un certo periodo poi si stava bene, poi c'è un sistema, forse anche lo Stato avrà sbagliato, di spedirceli qui al nord. Lei ce lo vede in questo qui, il problema, l'origine del male? Secondo me i cittadini hanno le idee chiare, chi chiama ha un'idea precisa. Poi bisogna scontrarsi con quelle che sono le realtà oggettive. Le distribuzioni dei collaboratori di giustizia, adesso specificatamente non ho il dato, ma vengono equamente ripartite a livello di territorio, a livello nazionale. Qualche quota si riesce a fare chiaramente parliamo oggi di mafia in Veneto o nel nord-est. Ci si deve anche però prima porre una domanda su quella che è stata e che è la criminalità, quella ordinaria, perché poi noi oggi parliamo di mafia, l'argomento è quello. Cosa fa lo Stato, ma cosa devono fare le regioni, cosa devono fare gli amministratori locali, perché poi ci deve essere una collaborazione tra Regione Veneto e Governo centrale, prima di tutto sulla legislazione. Ad esempio, io leggevo proprio in virtù dell'appuntamento di oggi, il mese scorso il vice presidente della Regione Veneto è stato a Roma in commissione antimafia assieme ai suoi pari grado di altre regioni, proprio per formulare una sorta di collaborazione che ci deve essere, perché il Veneto, attraverso un monitoraggio di quelli che sono i tipi di reati, ciò che accade, deve essere una continua archiviazione di dati che poi vengono messi a disposizione del Ministero dell'Interno, del Governo, delle commissioni. Assolutamente sì, perché non si può solo criticare, bisogna studiare anche delle linee guida che permettono poi alla polizia giudiziaria, chi deve fare l'attività, la direzione investigativa antimafia eccetera. A Roma si è creato una commissione speciale ecomafia che va specificatamente a verificare quei reati che sono legati al mondo dei rifiuti e di tutto ciò che sta accadendo anche in Veneto. Sì. Per cui è assolutamente fondamentale che ci sia una collaborazione degli enti. L'importante è che ci perché la polizia di Stato funziona e i risultati ci sono. Abbiamo visto il sistema della Clea, Mirko. Noi non troveremo nessuno che chiama a questa trasmissione per dire qui la polizia non funziona. Non è così. Devono cambiare le leggi, devono applicarle forse più cattive nei confronti di chi delinque, perché potremmo fare una trasmissione sui processi per direttissima che i nostri colleghi vanno a fare per chi vende droga, per chi spaccia droga, e poi il giudice praticamente per pene che sono al di sotto dei 3 anni, cosa succede? Convalidiamo l'arresto ma è in libertà. Queste sono le cose che vanno cambiate in Italia. Su questo bisogna lavorarci, chiaramente. 049 49 06 054. Pronto, buongiorno. Pronto? Ecco, ci dica tutto, buongiorno. Sì, buongiorno, mi chiamo Vladimiro e chiamo da Rovigo. Buongiorno. Volevo dire due cose. La prima è questa qua.
in Emilia Romagna hanno finito da poco il processo Emilia contro l'Andrangheta che si è infiltrata e anche parecchio bene nella zona di Modena e Reggio Emilia. Io mi ricordo che un magistrato, no, siccome che là prima di questo processo c'è stato per un lungo periodo trattori, aziende agricole che bruciavano, venivano incendiate e via parlando, cioè tanti episodi che lasciavano pensare che ci fosse una cosa del genere, tipo Brescello, per dire, ha chiesto no, come dire, alle istituzioni locali, ma cosa aspettavate, quanti altri segnali aspettavate per poter partire e muovervi per fare questo processo alla mafia, no? Cioè io a volte ho l'impressione che certe istituzioni, o per dire meglio, certe persone nelle istituzioni come dire, sono un po' tentennati, cioè come dire, potrebbe essere molto più chiaro quando arriva un'infiltrazione di quel livello lì, non ci sarebbe bisogno di arrivare a certi fenomeni. Cioè dice c'è la possibilità di vedere da subito i segnali, poi quando non si ammala c'è la febbre, dice ma la febbre è un sintomo di malattia. No? E io mi ricordo che lì nella zona di Eraclea, San Donato, Portogruaro, per un periodo di mesi, di anni, ogni mese capitava che trovavano un trattore rubato da un'azienda e buttato in un canale. Cioè il trattore, se si ruba, non si butta in un canale, cioè era chiara la faccenda. Cioè a volte mi dà l'impressione che certe istituzioni o certi personaggi tentendino. Dopo volevo fare una domanda sulla, se è possibile, no? Su quello, sulla situazione di ieri di Padova. Per me va benissimo, cioè tutto quello che si fa contro la mafia, qualsiasi cosa, qualsiasi persona, mi sta più che bene a me. Però mi sono cadute le braccia quando ho sentito Don Ciotti parlare di immigranti, va bene così, e dire, cioè associare la mafia a chi è contro, le sue parole testuali, che lui è a favore della nave Mar Ionio. Io mi sono chiesto, ma cosa c'entra questo discorso qua con l'infiltrazione mafiosa a Eraclea, oppure io abito in Polesine, con l'infiltrazione mafiosa che hanno sotterrato... Insomma, non è stato d'accordo con Don Ciotti quando sono rimasto male, perché dico, ma allora, se uno non è d'accordo con te sui migranti non può partecipare alla tua manifestazione, ma la mafia ci vuole tutti uniti, cioè te non devi mettere da parte una persona perché non... Signor Valdimiro, allora io la ringrazio per la... Porti pazienza, perché sennò... Ecco, intanto ha fatto due belle osservazioni, no? Ci sono tanti segnali e poi c'è il problema delle persone, diceva, no? Certo. Guardiamo, se uno andava ad Eraclea, c'era il sindaco lì, omonimo suo ma molto lontano. Sì, ma si faceva riferimento al problema... processo Emilia. Sì, ma poi non bisogna mai confondere, a mio avviso, quelle che sono le attività criminose che sono anche integrate nella società civile, perché poi la polizia giudiziaria e le motivazioni per cui hanno arrestato anche in Veneto determinate persone, le motivazioni sono chiarissime. Il telespettatore faceva riferimento all'immigrazione. Io dico una cosa, bene ha fatto il ministro Salvini, molto bene ha fatto il ministro Salvini a chiudere completamente i porti, salvaguardando l'interesse dei singoli, dei bambini e di chi arriva da situazioni di guerra. Perché qui è molto più facile strumentalizzare chi è dalla parte della legalità e della difesa dei cittadini rispetto alla propria ideologia che ognuno di noi ha politicamente parlando. Ma non possiamo sottacere che un ingresso in Italia negli ultimi 10 anni di oltre 200.000 soggetti, i quali, non è un dato che dice Pesavento Mirko che rappresenta i poliziotti, ma sono le prefetture che indicano, ad esempio la prefettura di Padova, mi sembra nel 2018 ma anche nel 2017, ha decretato che meno del 5% di chi richiede l'asilo per motivi umanitari poteva essere insignito di tale qualifica. Per cui attenzione, probabilmente non è vera l'equazione immigrazione clandestina uguale criminalità, ma è altrettanto vero che nella misura in cui ci riempiamo negli ultimi 10 anni di oltre 2 milioni di soggetti, i quali non sappiamo chi sono, da dove arrivano, e i procedimenti di espulsione sono stati di fatti bloccati da tutta una serie Quindi lei dice attenzione attenzione, perché trovano terreno fertile, lo abbiamo detto prima, la mafia trova terreno fertile laddove c'è una società
ricca. Ma anche come succede però nel pesamento, nel sud c'è lo squinizzo così, la criminalità non vanno a scuola, non sono... Trova assolutamente manodopera in quelle situazioni, lo abbiamo visto dentro i CIE, lo abbiamo visto anche nei centri di allora, attenzione, allora, caro Vladimiro, lei ci ha posto due bei problemi, poi sentiamo anche Marco Galtarossa. Pronto, buongiorno. Deve abbassare il televisore. Allora, siccome chi ci vuole chiamare deve proprio abbassare il televisore, perché se no non riusciamo a parlare. Pronto, c'è qualcuno? Ecco, ci stiamo riascoltando, siamo come... ci riprovi a richiamare, non possiamo prendere la telefonata. Se volete intervenire abbassate il televisore, prendete il telecomando, schiacciate il tasto del volume e lo mettete a 0. 049 49 06 054. È così, Marco Galtarossa? No, perché io signore, dissento completamente dal fatto che la chiusura dei porti possa determinare una riduzione della criminalità. No. Io vorrei capire negli ultimi 3 mesi, visto che abbiamo chiuso i porti da 3 mesi, quali sono le migliorie apportate e quali sono la percezione dei cittadini del miglioramento della condizione in questo Paese. Se si vuole eliminare la criminalità bisogna creare condizioni reali, non è il clandestino che determina la criminalità, perché la criminalità e i reati in Italia ci sono da sempre e i dati forse stanno anche riducendo. Bisogna creare delle condizioni affinché quando arriva qua la persona, l'immigrato, venga registrato e venga fatto un percorso di integrazione. Con questo non sto dicendo che le politiche fin qui adottate siano state politiche corrette, assolutamente non hanno funzionato, probabilmente perché non si è neanche voluto farle funzionare. Però, Susi, e quindi va trovato... alla base di questi anche immigrati che arrivano c'è un sistema mafioso, no? Perché sappiamo bene. C'è un sistema di sfruttamento di quegli immigrati, ma non è che io elimino il sistema di sfruttamento bloccando l'immigrazione. Okay? Faccio un esempio. Non è che adesso se noi blocchiamo l'immigrazione i saldi dentro i supermercati sotto costo spariscono. Ed è sul sottocosto, quando c'è la doppia base d'asta, no? Che è quella sempre al prezzo più basso, che si inseriscono poi lo sfruttamento delle persone. Quindi domani non saranno gli immigrati, nel nostro territorio vediamo che non ci sono solo gli immigrati sfruttati dal caporalato, ci sono anche persone italianissime. Ma fatto sorridere quanto sottocosto, tutta la dinamica dei supermercati e insomma la situazione che c'è, no? Se tu vuoi vendere il tuo prodotto devi pagare qualcosa e posizionarlo ad altezza dell'occhio. Cioè quando tu hai queste situazioni, queste condizioni qua, c'è lo sfruttamento e quindi il cittadino deve capire che quando c'è un prodotto che ha un 0,31 centesimi per un barattolo di sugo di pomodoro, si deve chiedere quanto costa poi al committente, a chi produce quello e come fa il committente a determinare quel prezzo lì e a renderlo poi vendibile. Dice che dobbiamo un po' svegliarci anche noi, sono più preoccupata di che cosa ci sia dentro, perché poi uno dice mangio una bella mozzarella di bufala campana, magari c'è la diossina, un bel pezzo di pane magari è stato cucinato con legno delle bare di seppellite, perché è capitato anche questo. Ora, cioè bisogna chiedersi un po' di tutto, no? Bisogna dire le cose come sono e poi se proprio uno deve anche guardare la questione degli sbarchi, occupiamoci anche degli sbarchi fantasma, quelli che partono dalla Tunisia. 200.000 non sono pochi, eppure sono arrivati, quindi è un sistema che va controllato. Io devo andare in pubblicità, però Luciano Tirindelli, allora, lei dice bisogna parlare di legalità e quindi lei si impegna molto ad andare poi nelle scuole o ovunque per raccontare che cos'è la legalità per lei. Per lei che è qui, voglio dire, vivo, per un cambio di turno, non mi ricordo più, lei ha fatto un cambio di turno? Cosa diciamo che Antonio Montinaro, questo mio collega, approfittando dell'assenza dall'ufficio, lui è chiamato in ufficio il venerdì sera e dicendo di voler fare il cambio con me. Perché? Perché lui sapeva o immaginava che Giovanni Falcone sarebbe arrivato di pomeriggio. Arrivando di pomeriggio, ovviamente, lui la sera non sta a casa a cena, prendeva la signora Francesca fuori a cena fino alle 2, alle 3 di notte. Ora la scorta Falcone si basava su 2 turni giornalieri chiamati in seconda, cioè il primo turno che lavora il mattino dalle 8 alle 14, il secondo che lavora dalle 14 fino alle 20. Dalle 20 fino a quando il servizio finisce, che significa fino a quando la personalità va a casa, è tutto straordinario.
e io le parlo di straordinario e stiamo parlando degli anni 90-92. Posso garantire che in quegli anni là noi prendevamo 1.200.000 lire. 600 euro di oggi. Più o meno, ecco, e quelle ore di straordinario per noi erano vitali, ma lo erano allora nel 92, sono vitali oggi per i ragazzi delle forze dell'ordine. Basta che ve li paghino. Basta che ce li paghino, ma non è soltanto questa la difficoltà. Quindi lei ha fatto un cambio di turno? Esatto, non ho fatto il cambio di turno, mi sono ritrovato, io sapevo di dover fare quel sabato pomeriggio, quel 23 maggio pomeriggio, ho chiamato venerdì sera perché è una storia un po' lunga, vabbè, insomma, ho approfittato di un riposo, ho chiamato in ufficio e mi hanno detto no Luciano, guarda che domani non fai più il pomeriggio, fai la mattina. E lei ha fatto la mattina? E noi abbiamo, la mia squadra ha fatto la mattina, non sapendo perché Giovanni Falcone faceva sapere solo 10 minuti prima Ma qualcuno sapeva. Qualcuno sapeva. Perché non può essere, come diciamo sempre, un pecoraio che ha schiacciato un bottone. Io l'ho atteso fino alle 14, dopodiché Antonio mi ha salutato, ci vediamo lunedì perché Giovanni ci voleva con lui a Roma ed è stata l'ultima volta che l'ho visto vivo. Allora, sulla legalità poi mi risponde dopo certo. la pubblicità. 049 4906 054, se chiamate abbassate il telecomando, se no non riusciamo a sentirvi. No, ci vediamo dopo. Devi essere presente. Sì. Allora, siamo tornati con la diretta, stavamo parlando della casualità della vita, come Luciano Tirinelli sia qui e il collega che ha guidato l'auto quel giorno insomma, è morto sì. E poi i suoi amici non li ha più rivisti, proprio amici. Prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia, ci dica tutto. Buongiorno anche i suoi ospiti. Niente, io volevo chiedere, mi sono fatta una domanda la settimana scorsa, quando ho letto nel giornale che avevano arrestato quei 3 mafiosi. Ma dove? Ad Eraclea? Dove? Di cosa? Uno è stato arrestato che abitava in una casa Ater a Roncade. Ah, Roncade. E praticamente, ma per avere una casa Ater non bisogna fare un concorso, non bisogna... Ma chi l'ha messo là dentro? Signora. E non c'erano controlli. Ma allora siamo presi in giro. Grazie, arrivederci. Grazie, signora, è un po' la questione che ci stiamo chiedendo oggi con l'autista del pullman, no? Precedenti, abusi e tutto, eppure guidava l'autobus con i piccoli, con i teenager. Allora, cos'è la legalità? Veramente, in poche parole, che cos'è per lei la legalità? Ma io fondamentalmente la legalità credo che sia un modo di vivere alla luce del sole, senza aver paura di dimostrare quello che sei. Legalità significa rispettare il prossimo, legalità significa avere un ideale di rispetto anche per le persone anziane, di rispetto per la tua compagna, per la vita, per il tuo lavoro. Non c'è bisogno di incorrere o di rivolgersi all'illegalità per diventare ricchi, è una strada che non porta da nessuna parte. La legalità, è un senso, cos'è? Guardarsi allo specchio il senso del dovere, il senso di rispetto verso gli altri, il senso del dovere per il lavoro che fai e guardarsi gli uni e gli altri negli occhi senza aver paura di poter pensare male. Cioè, questa è una forma di essere trasparente, di essere ma trasparente nell'animo, non a parole, a chiacchiere. Ma lei se avesse fatto il poliziotto, che lavoro avrebbe fatto? È difficile a dirsi, non lo so, probabilmente lo chef, a me piace cucinare, per cui non lo so. Questo. Sono anche un litografo, per cui non saprei, la casualità ha voluto che facessi questo, ne sono felicissimo. Ha avuto un regalo grande da questo. Un regalo grande, il mio regalo più grande è stato quello di poter aver avuto l'occasione, l'onore, il piacere di poter proteggere Giovanni Falcone, che reputo una fra le persone più stupende degli ultimi anni. Insomma. Pensate un po' che parole ha appena detto Luciano Tirinelli. 049 49 06 054. Marco Galtarossa, la sensazione dei cittadini è di essere presi in giro. Per esempio l'ultima signora ha detto: ma come, questo è un mafioso, aveva la casa Ater a Roncade, quello che ha letto la signora, ma insomma ci sono tanti casi come questi di persone un po' particolari che hanno privilegi che dovrebbero avere i cittadini specchiati della legalità, con l'animo trasparente. Sì, a parte che ci sono dei criteri per l'assegnazione delle case Ater e quindi andranno a fondo anche a capire per quale motivo lui avesse avuto quella casa lì. Il problema è che
il sistema di corruzione ha preso anche la parte dell'amministrazione pubblica, che dovrebbe essere invece il garante del bene pubblico, e quindi questo è l'elemento di debolezza dove invece si fa forza la malavita e quindi la criminalità organizzata, perché se non hai, diciamo così, se anche l'amministratore si fa prendere non dall'interesse pubblico ma dall'interesse della singola persona, e allora lì è un problema per tutti quanti, e quindi le persone correttamente denunciano il fatto che accadono queste cose. I segnali a volte ci sono, però bisogna coglierli non solo come, ripeto, come forza dell'ordine, ma avere un senso civico più grande anche come abbiamo cittadini. Avuto primi cittadini, anche di cittadini aponensi, che hanno istituito un bel sistema. Sì, però la cosa grave è che se si fa un giro in quei comuni lì, molti rimpiangono quei sistemi perché creavano lavoro, creavano un senso di benessere, e questo è l'altra parte, secondo me, molto grave, per cui bisogna iniziare, no, ma non tanto il sindaco sceriffo, ma perché faceva le cose. Sì, ho capito. Okay? Se si fanno le cose, allora poi non è che il fine giustifica i mezzi, poi dopo sempre ti va a rovinare per, voglio dire, ecco perché serve un gran lavoro 50. A partire dalle scuole, perché deve essere ma lo fa Luciano Tirindelli, io ammiro molto, lo facciamo anche come organizzazione sindacale, perché noi incontriamo i ragazzi e spieghiamo come la difesa di diritti si incroci, poi si intrecci con la legalità, perché lo voglio sottolineare, dove c'è illegalità non c'è rispetto dei diritti. Assolutamente. Allora io prendo la telefonata e poi sento il mio caro Mirko Pesamento che mi ha regalato l'agenda I Love Polizia, poi ve la faccio vedere. Pronto, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Mario, la chiamo da Portogruaro. Io volevo fare una domanda ai suoi ospiti. Come mai la mafia c'è nel Veneto e in minima parte c'è nel Friuli? Solo questo, volevo fare questa domanda. Va bene. Se c'è la mafia, guardi, c'è Pesavento che è solo felice di dare una risposta, vero? Beh, intanto bisogna capire le sempre se vanno verso il confine. Bisogna dare una giusta lettura a questa domanda, nel senso che il telespettatore, se avrà specificato questa cosa, avrà dei dati, perché poi quello che accade in Veneto lo si legge dai quotidiani eccetera, ma non credo proprio che ci sia differenza tra il Veneto e il Friuli, nel senso che il tessuto sociale e la valorizzazione economica c'è lì come ce l'abbiamo noi, per cui evidentemente l'infiltrazione mafiosa in Veneto è oggetto di un continuo voglio dire, interesse da parte delle autorità competenti. Evidentemente anche in Friuli, laddove ci sarà la necessità, ci saranno delle indagini per eventualmente, voglio dire, perseguire determinati reati. Dei residenti in Friuli Venezia Giulia, 54,7%, 6 cittadini su 10 ritengono che ci sia una importante e pesante infiltrazione mafiosa nella propria regione, quindi non è che per cui ci siamo uguali. Un po' allora io devo chiudere, però una cosa rapidissimissima: la mafia che fa più paura a lei, Pesamento? Quella più paura, l'agroalimentare, la mafia della prostituzione, il traffico di organi? Me, come cittadino, fa paura la criminalità organizzata, perché poi se ci nascondiamo dietro a un dito, la mafia oggi è infiltrazione nel mondo della politica, in tutte ma non ce n'è una specifica che lei teme di più, lo so, l'agroalimentare, il traffico di organi? Credo che l'ecomafia sia una cosa importante, perché lì i malavitosi hanno terreno fertile. Purtroppo sì. Lei concorde? Sì, sull'ecomafia, anche perché hanno delle ricadute poi sulla salute. Vorrei aggiungere brevemente. Ma proprio brevemente, sono già fuori. Benissimo, soltanto un piccolo annuncio. Attenzione, ma mi rivolgo ai magistrati del Veneto, quindi mi rivolgo alle alte sfere. Non sottovalutate questo fenomeno. Prendete esempio da Giovanni Falcone e prendete molto sul serio questa situazione. Ho chiuso. Bene.
anch'io. Allora, eccola qua, I Love Polizia, non so se si vedrà, I Love Polizia, l'agendina, grazie a Mirko Pesavento e a tutto il SAP, perché I Love Polizia. Abbiamo ringraziato tutti coloro che ci hanno telefonato, che ci guarderà in replica, è stata una bella puntata vera e sono proprio contenta. Grazie a Luciano Tirindelli della Scorta Falcone, grazie a Marco Galtarossa, segretario organizzativo della CGIL di Padova, e grazie davvero a Mirko Pesavento, segretario del SAP di Padova. Noi torniamo domani, arrivederci a tutti i telespettatori.